Buongiorno a tutti, benvenuti a questo appuntamento che abbiamo insieme al forum del terzo settore e in questa occasione approfondiremo il tema delle politiche attive e soprattutto delle opportunità per il terzo settore di poter navigare meglio all'interno delle occasioni di politica attiva che sono presenti nella nostra regione. Vedo Lisa Lora in diretta. A questo punto io ti lascerei la parola con un'unica osservazione. Questa iniziativa, questo appuntamento fa parte di un pacchetto di interventi che è stato concordato tra Veneto Welfare, che rappresenta l'organismo della Regione Veneto che presidia il welfare territoriale, quindi che ha lo scopo di promuovere tutte le migliori prassi legate al welfare territoriale e all'interno di questo menù di interventi abbiamo previsto di poter affrontare anche il tema delle politiche attive legate proprio al terzo settore. Lisa, ti lascio la parola volentieri. Grazie direttore, grazie, buon pomeriggio a tutti, ben collegati. L'incontro di oggi sarà occasione per noi preziosa per riassumere e ad approfondire anche ciò che abbiamo voluto sottolineare anche con il titolo di questo evento. Riassumere i servizi che sono a disposizione del nostro territorio e che accompagnano il territorio ad incrementare le opportunità di lavoro e di inserimento lavorativo. Sono servizi veri e propri che intendono offrire opportunità concrete e attraverso degli strumenti specifici di intervento finanziati dall'ente pubblico che noi chiamiamo poi politiche attive del lavoro. L'intervento iniziale a me affidato è dedicato a fotografare in modo molto, spero, immediato e chiaro il perché Veneto Lavoro è coinvolto in questi servizi ed è impegnato nell'offrire queste opportunità. Veneto Lavoro perché è ente strumentale della Regione del Veneto a cui è affidato il coordinamento ed il controllo della rete pubblica dei servizi per il lavoro. Come e con che risorse umane e professionali svolge questo compito Veneto Lavoro per conto della Regione? Attraverso gli uffici denominati centri per l'impiego, che sono strutture territoriali, quindi dislocate su tutto il territorio veneto, che hanno l'obiettivo non solo ma principale di favorire l'incontro domanda-offerta di lavoro, promuovendo appunto dei percorsi, delle iniziative e soprattutto anche delle attività che avvicinano poi sia le imprese che i lavoratori che si rivolgono ai nostri uffici, gli uffici dei centri per l'impiego, per incontrarsi, quindi proprio per facilitare questa, diciamo così, questa possibilità di soddisfare ad uno dei bisogni essenziali che noi siamo chiamati a prendere in carico, che sono per la persona trovare opportunità di lavoro e per le imprese trovare professionalità e lavoratori. In questo senso, quindi, in conformità ovviamente con le finalità che
definiscono l'attività dei centri per l'impiego a livello nazionale e quindi dallo Stato, dal Ministero del Lavoro, o a livello regionale, appunto dalla nostra Regione del Veneto, tutto ciò che riguarda la materia dell'occupazione e del favorire l'occupabilità delle persone e l'incontro domanda-offerta poi si concretizza in una serie di iniziative e di opportunità che vengono proposte e realizzate dai servizi per l'impiego. Servizi per l'impiego che sono rappresentati poi, come vedremo tra poco, da un insieme di sinergie che permette di, almeno nel nostro territorio della Regione del Veneto, di ottimizzare questo sistema dei servizi per il lavoro attraverso una serie di relazioni e di coordinamenti operativi che avvengono su più livelli con moltissimi enti ed attori del territorio, quali sono le organizzazioni, gli enti, anche le istituzioni quali i comuni, i servizi collegati ai comuni del territorio, i servizi delle ASL, delle ULS e quindi anche i servizi dedicati al supporto socio-lavorativo e anche in termini più con un'ottica sanitaria, di accompagnamento sanitario della persona, e anche a tutte quelle istituzioni che a livello normativo sono preposte per offrire in una combinazione coordinata e raccordata con il servizio pubblico questi tipi di servizi. Questi enti e queste agenzie che sono preposte a tali servizi sono nostri partner veri e propri operativi del servizio pubblico per l'impiego. Ma come viene definito questa rete di servizi che in Regione Veneto si caratterizza in una fortissima collaborazione tra ente pubblico e servizi privati accreditati? Lo vedremo in questa prossima slide, nelle prossime slide, in quanto la Regione del Veneto, prima ancora di altre regioni, aveva intuito e messo in campo una serie di indicazioni legislative ancora prima che poi a livello nazionale si fosse arrivati a definire qual era il servizio per il lavoro che doveva essere garantito in tutto il territorio. Alcune sperimentazioni, parliamo ancora avviate in Regione del Veneto, addirittura prima, verso la fine degli anni 90 e degli anni 2000, avevano intuito come una sinergia tra diversi attori fosse fondamentale per riuscire a prendere in carico le richieste di aziende e di lavoratori e su vari fronti di necessità che potevano essere collegati sia a temi quali l'orientamento verso il mondo del lavoro, la formazione verso il mondo del lavoro e poi l'accompagnamento vero e proprio verso il mondo del lavoro. A livello nazionale poi i servizi per il lavoro sono stati ben codificati e il quadro normativo di riferimento è diventato molto più preciso e chiaro, soprattutto dal 2015, con un decreto legislativo che per i servizi che si occupano di questa materia è diventato fondamentale, che è il decreto legislativo 150 del 2015, che ha disegnato proprio anche riformando questo sistema e dando poi mandato ai territori di creare quelle condizioni per cui gli enti potessero a livello nazionale e poi anche a livello regionale essere autorizzati ed accreditati per erogare questi servizi. Il servizio pubblico, invece, il Centro per l'Impiego, che ha mantenuto la sua funzione oramai da decenni, ha visto invece evoluto il suo tipo di servizio
soprattutto grazie alla definizione di quelli che vengono definiti anche per questo tipo di ambito di intervento pubblico dei veri e propri LEP, quindi livelli essenziali di prestazioni, che come vedremo poi nel concreto, grazie ai contributi delle due colleghe che mi seguiranno, verranno declinati come veri e propri servizi già operativi in tutto il territorio e soprattutto usufruibili appunto sia da parte dei lavoratori che delle aziende, ma anche dagli enti e da tutti gli attori sociali che nel territorio collaborano con noi rispetto all'obiettivo di cui parlavo prima, quindi centrato su ottimizzare e facilitare l'inserimento lavorativo delle persone alla ricerca di lavoro e delle professionalità presso le nostre realtà aziendali. Il sistema quindi dei servizi pubblico-privato, come abbiamo detto, composto appunto da più forze, permette quindi di ottimizzare e di incrementare ulteriormente, almeno in un sistema così rodato, mi viene da dire, e anche ben codificato come il Veneto, di ampliare ciò che poi verrà descritto come vere e proprie opportunità a favore dei nostri cittadini e del nostro territorio. Tutte le opportunità di cui parliamo all'interno di questo servizio, essendo comunque parte di prestazioni erogate a livello nazionale e regionale, sono assolutamente gratuite e se anche svolte da enti autorizzati o accreditati, per le loro funzioni vale la gratuità del servizio offerto, in quanto gli attori appunto come possono essere i soggetti autorizzati o accreditati erogano le attività accedendo loro stessi a delle risorse pubbliche che vengono messe a disposizione, quindi senza, come dire, chiedere nessun tipo di onere né ai lavoratori né tantomeno alle aziende. Quindi i servizi di cui vi viene rappresentata la sintesi oggi sono garantiti su tutto il territorio, sono dedicati alle necessità e ai fabbisogni dei singoli territori in tema di lavoro e favoriscono appunto l'incremento dell'occupabilità del nostro territorio. Ci sono poi altri riferimenti prettamente collegati alla legislazione regionale che hanno permesso proprio in questo sistema, diciamo così, che viene definito con una vera cooperazione tra pubblico e privato, che mirano a raggiungere, al di là appunto degli input nazionali, poi delle finalità che per noi che lavoriamo in questi uffici diventano veramente un indirizzo in tema di mission da raggiungere. Perché oltre a raggiungere ciò di cui parlavo prima, quindi il favorire l'incontro domanda-offerta, le finalità definite in Regione Veneto mirano a migliorare l'incontro domanda-offerta, quindi non solo favorirlo ma anche ottimizzarlo, ma hanno un obiettivo ben specifico, una finalità ben specifica nel favorire la prevenzione anche da una disoccupazione di lunga durata, quindi da una situazione della persona che rimane lontana dal sistema, dal mondo del lavoro per lungo tempo, con tutte le ripercussioni che questo può causare, una promozione, un inserimento e il mantenimento anche dell'inserimento lavorativo di persone che possono risultare in situazione di svantaggio o anche di difficoltà rispetto all'entrare in questo mercato del lavoro, quindi con una mission pubblica che è molto comunque attenta anche a prendersi cura, a prendersi in carico di questo tipo di necessità, con anche particolari misure e particolari opportunità, di cui poi vi daremo anche
anche qui un breve riassunto. E un'attenzione particolare la Regione del Veneto l'ha poi voluta anche dedicare alle persone che per diverse motivazioni si dovessero trovare espulse invece dal mercato del lavoro, quindi in situazioni di chiusura di esperienze lavorative per essere poi riaccompagnate con un servizio personalizzato verso nuove opportunità lavorative. Ci sono molte altre finalità che la Regione del Veneto ha individuato per questo nostro sistema di servizi regionali, che sono poi più attenti alla sfera, come dire, personale e professionale complessiva delle persone, come l'attenzione all'armonizzazione di tempi di vita e di tempi di lavoro, all'attenzione a un mercato del lavoro che sia aperto e trasparente. Questo lo rivedremo anche qui dopo con delle proposte concrete di cui Veneto Lavoro tra l'altro si è fatto carico, come i nostri uffici del welfare di cui parlava il direttore in precedenza, o anche altre attività svolte da Veneto Lavoro come l'osservatorio del mercato del lavoro, quindi di rendere e di offrire al territorio anche elementi per favorire una conoscenza del mercato del lavoro, oltre che l'incontro tra le professionalità e le aziende che cercano lavoratori. E con una particolare attenzione posta poi in Regione Veneto al tema della collaborazione istituzionale, quindi anche attraverso delle convenzioni, soprattutto con enti locali, ma anche con le parti sociali e con tutta la rete dei servizi che in un'ottica di prossimità favorisce rispetto a quella che è l'obiettivo della Regione Veneto, favorisce o dovrebbe favorire appunto la migliore occupabilità e occupazione delle persone stesse. Tutte queste finalità poi nel tempo, vedete la legge regionale 3 del 2009, ovviamente poi hanno avuto delle declinazioni operative attraverso non solo delibere che hanno definito in modo più preciso gli ambiti di competenza, sia del servizio pubblico che il servizio, dei servizi accreditati, ma alcune aree principali di accreditamento che sono state definite dalla Regione Veneto hanno poi trovato applicazione con successive DGR, appunto, che hanno definito quali criteri e soprattutto anche quali requisiti i servizi che intendono accreditarsi come servizio per il lavoro debbono avere e quali attività debbano svolgere in modo trasparente ed equo al fine di essere, come dire, parte di questo servizio pubblico. Quindi c'è una procedura ben definita, ancora definita dal 2011, ma poi perfezionata e poi con diverse anche modifiche anche nel 2016 per far sì che questi enti possano, ripeto, accreditarsi come servizi per il lavoro. Come dicevo prima, ci sono altre fonti di accreditamento dei servizi che coprono invece più l'area e l'ambito del servizio in termini di formazione da erogare nel territorio e questi operatori accreditati alla formazione anche qui devono seguire una procedura di accreditamento che copre alcuni ambiti, diciamo così, e anche alcune particolari utenze, quindi persone a cui si rivolgono questi servizi che riguardano l'obbligo formativo, quindi l'obbligo che deve essere svolto per adempiere all'obbligo di istruzione e formazione, ma altri operatori dell'accreditamento si occupano invece della formazione superiore, quindi una formazione successiva, la formazione continua e anche l'orientamento. Ecco, tutti questi accreditamenti permettono agli enti poi in fase
di pubblicazione di alcuni avvisi o di alcuni finanziamenti ed opportunità, di proporsi per gestire appunto dei pacchetti di misure, le chiamiamo noi, quindi misure o interventi, che poi vengono dagli enti stessi, in collaborazione sempre con i centri per l'impiego, vengono messi a disposizione del territorio. Questa struttura, diciamo, che si è evoluta negli anni, è stata, soprattutto in questi ultimi anni, a mio avviso in modo estremamente positivo, si è sviluppata perché con le varie sperimentazioni svolte e soprattutto misurando i risultati delle collaborazioni attivate e di ciò che è stato realizzato come sistema dei servizi per il lavoro, è stata sviluppata un'attività che noi chiamiamo animazione territoriale e che viene promossa da Veneto Lavoro con i centri per l'impiego del territorio e anche dalla sede centrale come coordinamento dei servizi, che ha permesso in questi ultimi anni di andare sempre più non solo a stringere delle relazioni soprattutto centrate al raggiungimento di determinati obiettivi in termini appunto di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone e il famoso contrasto al mismatch, che è un fenomeno che le nostre aziende stanno sempre più incontrando e che crea loro difficoltà, ma ha permesso questa animazione territoriale di andare ad affinare quelle di cui vi parleranno le colleghe fra poco, cioè tutte quelle opportunità poi concrete che vengono messe a disposizione o come servizio, quindi come attività vere e proprie, o come politiche attive, quindi misure ed interventi a più ampio spettro, attraverso appunto questo sistema. I risultati di questa animazione territoriale vengono monitorati e verificati per far sì che sempre più il sistema del servizio, quindi in cooperazione pubblico e privato, sempre più sia in grado di intercettare i fabbisogni delle persone, delle aziende e degli enti con cui si collabora per favorire l'occupazione nel territorio e da questi bisogni far emergere e mettere poi in concreto delle vere e proprie opportunità misurate e misurabili per favorire il raggiungimento di determinati obiettivi. Tutto questo sistema che sta quindi a monte della struttura che realizza ciò che oggi abbiamo a cuore di illustrarvi, non solo quindi risponde a un dettato normativo nazionale, regionale e a volte anche europeo, in base a delle indicazioni europee, ma vuole essere e intende sempre più essere attento alle necessità che portano le persone, le aziende, gli enti e le istituzioni con cui i servizi per il lavoro necessariamente si confrontano per riuscire a realizzare concretamente poi quello che è il mandato istituzionale. Ed è per questo che nell'esposizione di oggi abbiamo a cuore veramente riuscire a testimoniare come questa struttura, questo sistema che è stato così ben codificato anche a livello veneto, sia in grado concretamente poi di offrire, almeno questo è il nostro intento, delle possibilità concrete di accompagnamento
delle persone, ma soprattutto di cura e presa in carico dei fabbisogni che questo territorio esprime. I centri per l'impiego, quindi, nelle loro funzioni, sempre più misurando dall'inizio e commisurando le risposte in base ad effettivi bisogni, hanno la possibilità in questa fase anche storica, in cui ci sono dei finanziamenti, ci sono delle opportunità, ci sono molti investimenti dal punto di vista anche regionale per facilitare appunto ciò che viene considerato un livello essenziale di prestazioni, mettono in campo delle attività che possono essere conosciute e che noi cerchiamo di far conoscere anche attraverso questa iniziativa nel modo più diretto, e possono essere usufruite in un modo che ci auguriamo sia sempre più facilitato, e soprattutto possono portare a risultato in termini di soluzione di quella che era l'aspettativa iniziale portata appunto nel momento della presa in carico di una richiesta, che sia essa stessa del lavoratore o dell'azienda con cui ci interfacciamo. Soluzione che spesso, e lo sottolineo, magari non è immediata, perché prevede dei percorsi, magari prevede attingere a più opportunità, magari prevede il poter attivare delle risorse e delle iniziative per poter giungere ad un risultato, ma che sicuramente, perlomeno questo è il nostro impegno, permette di dare un input significativo e un avvio significativo nel tentativo di dare la risposta più opportuna nel momento in cui il bisogno si manifesta o nel momento in cui la persona intende rimettere in gioco la sua vita per trovare una situazione lavorativa migliorativa. Ecco, questo è l'impegno che il sistema veneto dei servizi per il lavoro e soprattutto dell'attività che qui oggi vi illustreremo come centri per l'impiego, come operatori del servizio pubblico, e lascio quindi la parola alla collega dottoressa Francesca Chierzi, la responsabile dei servizi per l'impiego dell'unità operativa di Belluno, che ringrazio per essersi reso disponibile e anche essersi attivata con così tanta passione anche per preparare questo incontro di Veneto Lavoro, e con la richiesta di cercare di rendere appunto ciò che ho descritto come sistema in testimonianza concreta di servizio. A te, Francesca. Grazie Elisa, buongiorno a tutte e a tutti. Proverò nell'intento che mi è stato affidato, appunto cercando di illustrarvi brevemente quelli che sono i principali servizi di Veneto Lavoro. Come ha già detto la collega che mi ha anticipata, Veneto Lavoro opera su tutto il territorio regionale tramite 40 centri per l'impiego che sono dislocati in ogni ambito provinciale, con un centro per l'impiego capoluogo e altri diversi centri per l'impiego dislocati in base alle peculiarità di ciascun territorio provinciale. Per conoscere nel dettaglio quali sono le sedi e i contatti di ciascun centro per l'impiego, potete accedere alla pagina, alla home page del sito www.clicklavorveneto.it. A destra in alto nella sezione trovate CPI, sede contatti, e lì avete tutti i dettagli necessari. Quindi il mio intervento in che cosa si concentrerà? Si concentrerà per l'appunto nell'illustrarvi i servizi, come ho già detto, che vedete riassunti in questa slide un po' riepilogativa.
sono chiaramente i servizi principali che vengono erogati fisicamente da ciascun centro dell'impiego, ma ai quali l'utente può anche accedere tramite SPID o carta d'identità elettronica, entrando nella propria area personale del CPO online, nella quale può ad esempio scaricarsi determinata documentazione che lo riguarda o appunto aderire alle offerte di lavoro e quant'altro. Ora, come ho detto, appunto, mi concentrerò sui servizi. Il focus dell'intervento è rappresentarveli e prima di entrare nel dettaglio di ciascuno di essi, la cosa che mi premeva evidenziare è il fatto che tutti i servizi hanno come comune denominatore la promozione della massima occupazione. La mission di Veneto Lavoro è la realizzazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, che consiste nel trovare il punto di incontro tra le persone che cercano lavoro, quindi la domanda da un lato, e le aziende che cercano lavoratori, quindi l'offerta. È un concetto molto importante perché aiuta a capire come funziona il mercato del lavoro e dove ci sono più o meno opportunità lavorative. Tale match è reso possibile grazie a due figure di riferimento che operano entrambe all'interno di ciascun centro dell'impiego e che sono il case manager da un lato e l'account manager dall'altro. Chi sono queste due figure? Il case manager è il punto di riferimento dell'utente che è disoccupato o inoccupato, che è alla ricerca di un nuovo lavoro e quindi lo aiuta, dopo averlo profilato, nel proprio percorso di inserimento o reinserimento lavorativo, aiutandolo ad individuare quelle che sono le sue competenze e cercando di appunto trovargli un impiego adeguato. Quindi il case manager appunto è il punto di riferimento dell'utente, gli offre un accompagnamento personalizzato e coordina quelli che sono gli interventi necessari per il successo del percorso di inserimento lavorativo. Così come il case è il punto di riferimento dell'utente, l'account lo è per l'azienda che è alla ricerca di personale e quindi è l'operatore che si trova all'interno del centro per l'impiego che si occupa di gestire i rapporti con le aziende fornendo loro supporto per le esigenze di reclutamento e per la gestione delle risorse umane. In questo modo le due figure, operando tra di loro, riescono a realizzare quello che abbiamo detto essere appunto l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Un altro, diremo, modo in cui avviene tale incrocio sono gli incontralavoro. Che cosa sono gli incontralavoro? Sono degli eventi di recruiting promossi da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, che sono appunto dedicati o a singole aziende o a settori specifici che cercano più profili professionali o che hanno anche la necessità di coprire molte posizioni contemporaneamente. Anche per quanto concerne gli incontralavoro, li trovate sempre pubblicizzati nella home page di Click Lavoro Veneto alla sezione notizie, dove vi invitiamo comunque a monitorarla perché trovate sempre spunti di interesse. Altro servizio erogato da Veneto Lavoro tramite i propri centri per l'impiego è l'attivazione dei tirocini. Ma cosa sono i tirocini? Sono delle esperienze di orientamento e di formazione in ambito lavorativo, che però, attenzione, non costituiscono un rapporto di lavoro. Quindi questo è un concetto da tenere ben presente. Sono tre i soggetti di rilievo nel rapporto di un tirocinio. In primis il tirocinante, ovvero la persona che di fatto si mette in gioco con il tirocinio per acquisire esperienze e competenze nel settore del discente.
insieme al tirocinante abbiamo il soggetto ospitante, che è l'azienda o comunque l'organizzazione dove il tirocinante sceglie, svolge effettivamente il proprio lavoro, la propria attività, mettendo in pratica quanto ha imparato, e l'ente promotore, che può essere un'istituzione, un'azienda o un ente pubblico o privato che organizza appunto e promuove il tirocinio. Questi tre soggetti messi insieme permettono di rendere il tirocinio una vera e propria esperienza formativa e soprattutto molto utile per quello che sarà il futuro lavorativo del tirocinante, che tramite questa esperienza è in grado sia di acquisire competenze, ma anche magari di trovare una, diciamo così, una via di accesso verso il futuro mondo del lavoro. Esistono varie tipologie di tirocini. Ci sono quelli curriculari gestiti dall'università, quelli per l'accesso alla professione, come ad esempio la professione legale, e i tirocini extracurriculari, che sono regolati nella Regione Veneto dalla DGR 1816 del 2017. All'interno di questa macro categoria troviamo diverse tipologie a sua volta, ossia i tirocini formativi e di orientamento, quelli di inserimento e reinserimento lavorativo e i tirocini estivi. È proprio nell'ambito di queste due ultime figure che i centri per l'impiego di Veneto Lavoro possono operare come soggetto promotore. E in che modo? Individuando l'azienda, che può essere il soggetto ospitante, definendo il progetto informativo e supportando il tirocinante stesso mediante un tutor che lo seguirà durante tutto il suo percorso di tirocinio. Passiamo ora ad esaminare un altro servizio cardine offerto dal Centro per l'Impiego, che è quello del collocamento mirato e che so essere già stato illustrato nel precedente webinar in modo molto dettagliato e puntuale, motivo per cui mi limiterò a darvi un po' un assaggio di quello che è il contenuto principale di questo servizio e di come si articola. Il servizio del collocamento mirato è disciplinato dalla legge 68 del 99 che si rivolge alle persone con disabilità che si iscrivono al centro dell'impiego, che le aiuterà a sua volta a trovare il lavoro più adatto alle loro capacità. Si chiama collocamento mirato proprio perché l'obiettivo è mirare le azioni e le risorse per rispondere alle esigenze di queste persone, facilitando in questo modo il loro inserimento nel mondo del lavoro. In pratica si tratta di un modo di intervenire, direi, più personalizzato, più efficace, che si concentra sulle caratteristiche e anche i bisogni di chi cerca lavoro e ha più difficoltà a trovarlo. La legge 78 prevede inoltre per le aziende pubbliche e private, in presenza di determinati requisiti, l'obbligo di riservare una parte dei posti di lavoro alle persone con disabilità. Quindi, come vedete, anche qui di fatto il servizio del Centro per l'Impiego è quello di trovare il match tra la domanda da un lato e l'offerta di lavoro dall'altro, tentando però di favorire nel miglior modo possibile un ambiente di lavoro più inclusivo, dove tutti possano contribuire in base alle loro possibilità, promuovendo così la parità e l'inclusione sociale. Questo ambiente di lavoro si realizza anche attraverso i cosiddetti accomodamenti ragionevoli, che consistono in modifiche e adattamenti necessari ed appropriati che il datore di lavoro dovrebbe porre in essere per rendere appunto il posto di lavoro il più accomodante possibile per la persona con disabilità. Consistono sia in misure fisiche, ad esempio l'eliminazione di barriere architettoniche o ad esempio con l'acquisto di software particolari,
ma anche in misure tese a organizzare il lavoro in un certo modo e anche l'orario di lavoro stesso, sempre per venire incontro alle esigenze di queste persone che magari hanno più difficoltà nell'organizzazione del lavoro stesso. In questo modo, anche se non sempre mi viene da dire è facile, si tende comunque a trovare, a favorire un ambiente di lavoro consono che permetta anche alla persona con disabilità di affrontare il proprio lavoro nel modo più sereno e opportuno possibile. Altro servizio è quello dell'orientamento specialistico, che, come vedete nella slide che vi stiamo proiettando, consiste in un'attività di formazione e anche informazione individuale o può essere anche di gruppo, che è tesa a supportare gli utenti disoccupati ma anche non nella ricerca attiva e mirata del lavoro. In che modo? Il servizio dell'orientamento specialistico si pone come fine quello di aiutare a capire l'utente quali sono le proprie skills, i propri interessi e valutare le relative opportunità lavorative. È quindi direi un servizio che proprio supporta l'utente nel trovare un'occupazione adatta alle sue caratteristiche. E in che modo viene erogato? Beh, principalmente abbiamo detto con comunque i colloqui individuali, con i laboratori di gruppo, con i webinar che Veneto Lavoro eroga mensilmente e che potete trovare pubblicizzati nel sito clicklavorovEneto.it nella sezione dedicata appunto ai webinar e con l'avviamento alle politiche attive del lavoro, che vedremo meglio dopo in cosa consistono. Sempre direi collegato al servizio dell'orientamento specialistico si innesta un servizio un po' di nicchia, se vogliamo, che è l'Orienta Minori. Orienta Minori, lo dice la parola stessa, è dedicato ai minori e alla prevenzione e al contrasto alla dispersione scolastica, in quanto appunto si dirige, diciamo, l'utente si dirige al minore che non segue regolarmente un percorso di istruzione, formazione o apprendistato come previsto dalla legge per l'assolvimento del diritto-dovere fino al 18° anno. Il servizio anche qui viene erogato dai CPI che monitorano l'anagrafe regionale degli studenti in diritto-dovere all'istruzione e organizzano iniziative di orientamento. Quindi, a che cosa mira questo servizio? Fondamentalmente mira a recuperare il giovane che poi rappresenta anche il nostro futuro, quindi la terra su cui bisogna, appunto, la terra da coltivare, cercando tramite incontri con loro, con l'utente, quindi con l'utente minore e con la sua famiglia, di capire i propri bisogni e le necessità, anche qui organizzando dei colloqui, analizzando i propri bisogni e mettendo in campo degli interventi che siano proprio utili a riorientare il giovane verso un altro percorso, che sia scolastico o formativo o di apprendistato di primo livello. Ora mi avvio a concludere con quello che è l'ultimo, direi, dei principali servizi erogati da Veneto Lavoro, ultimo ma non certo per ordine di importanza, che è l'erogazione delle politiche attive, a cui vi ha già accennato Lisa Lora nella sua presentazione, che consistono, come vedete nella slide, in iniziative, misure e programmi di istituzioni nazionali, regionali o locali che favoriscano l'inserimento nel mercato del lavoro e che richiedono la partecipazione per l'appunto attiva delle persone che ne usufruiscono.
Questa che vi ho letto è la definizione che ha dato il Ministero del Lavoro. Per entrare però più nel dettaglio delle politiche attive, lascio la parola a Lisa Rigadello che appunto vi illustrerà maggiormente in che cosa consistono. Grazie. Grazie Francesca, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Come vi ha già detto Francesca, sono Lisa Rigadello e sono attiva nell'unità territoriale organizzativa di Vicenza di Veneto Lavoro e insieme cercheremo di capire un po' di più che cosa sono le politiche attive, le politiche del lavoro del Veneto. Ovviamente la spiegazione si innesta nel dettaglio di un contesto che ha già ampiamente spiegato la dirigente e di un insieme di servizi che appunto vi sono stati appena esplicitati, che sono servizi standard, servizi possiamo dire non temporanei ma costanti dei centri per l'impiego. Le politiche attive invece possono essere delle misure, iniziative, programmi che hanno dei tempi e quindi sono legati anche a delle esigenze del mercato del lavoro, in questo caso appunto Veneto, legate a quella congiuntura, a quel particolare momento. Quindi sono azioni definite in un particolare luogo, in un particolare tempo, con una specifica e mirata finalità. Il sistema delle politiche per il mercato del lavoro, dove appunto parlando della Regione Veneto si punta alla massima occupazione, ma anche alla massima occupabilità delle persone che lavorano e che cercano lavoro in questo contesto regionale. Le politiche per il mercato del lavoro sono composte dai servizi e quindi andremo a declinare di più cosa sono i servizi per il mercato del lavoro, ma avete già avuto le informazioni per riuscire a dedurlo da soli, le misure e i supporti proprio concreti. Possono essere definite le politiche dallo Stato, dal Ministero del Lavoro, delle politiche sociali e o dalla Regione e hanno sempre la finalità, come è già stato detto, di superare lo skills, anzi mismatch, quindi quella divario, quella lontananza tra le competenze richieste dalle aziende ai lavoratori e l'offerta di competenze dei lavoratori stessi, sia già all'interno del mercato del lavoro, ma anche fuori dal mercato che vogliono inserirsi o reinserirsi. Il dettaglio eccolo qui, quindi i servizi sono erogati dai 40 centri per l'impiego per rispondere ai livelli essenziali di prestazioni verso i lavoratori e verso le aziende. Non siamo soli, come avete ben capito dall'intervento della dirigente Lisa Lora, ma siamo accompagnati e molto di più alleati in cooperazione agli enti accreditati ai servizi del lavoro o ai servizi della formazione. In alcuni casi gli enti sono accreditati sia ai servizi del lavoro che alla formazione. Capite che il numero, la numerosità degli lavoratori disoccupati che hanno bisogno di un servizio personalizzato è alto, quindi insieme, ognuno per la propria competenza, ognuno per la propria specificità, lavoriamo per raggiungere tutti i lavoratori che hanno bisogno di essere accompagnati. Le politiche attive, come dicevamo, puntano alla massima occupabilità e occupazione e si declinano in interventi, in azioni ben specifiche, che solitamente sono l'orientamento individuale o di gruppo, di base o specialistico, l'incrocio domanda-offerta e quindi la messa proprio in comunicazione tra chi cerca e chi offre, anche attraverso l'incontro al lavoro, come vi ha spiegato Francesca,
L'accompagnamento al lavoro, quindi un sistema di coaching, di counseling e di ricerca delle opportunità di lavoro, oltre che proprio di preparazione delle persone a affrontare le aziende, affrontare il colloquio di lavoro e a migliorare le prime fasi di inserimento lavorativo. La formazione che può essere di base o specialistica, e i tirocini come già spiegati appunto nell'intervento precedente, che sono attività di formazione on the job. Possono essere queste attività, queste misure composte come in un puzzle in maniera diversa, a seconda ovviamente dei destinatari e delle esigenze specifiche di quel target a cui la politica si dedica e per cui è finalizzata. Le politiche passive o i supporti, come dicevamo, invece sono delle prestazioni solitamente monetarie, economiche, che possono far fronte a dei disagi sociali anche temporanei, e che in questo momento si declinano in alcune misure nazionali o regionali. Quelle nazionali sono il supporto a formazione e lavoro, detto SFL, che ha un po' superato quello che era il reddito di cittadinanza precedente, l'assegno di inclusione, c'è poi la disoccupazione, la vecchia denominata disoccupazione indennità, quindi NASPI, nuova assicurazione sociale per l'impiego, quando le persone terminano un rapporto di lavoro in modo involontario, e infine la nuova politica attiva di supporto alle persone che hanno più vulnerabilità e più bisogno anche sociale, che è il bonus delle politiche attive, la nuova misura regionale della Regione Veneto, che è partita dal 1° aprile. Proviamo quindi a capire meglio come si finanziano e si attivano queste misure di politiche attive. In Regione Veneto le principali fonti di finanziamento sono essenzialmente in questo momento 3. Abbiamo il piano regionale Fondo Sociale Europeo Plus o Plus 2021-2027, quindi un settennato che vede delle politiche erogate dalla Regione Veneto secondo degli obiettivi specifici per l'occupazione e la crescita declinati dalla Regione, con questo fondo europeo, il fondo sociale. In particolar modo in questo settennato è stato prevista una spesa di 1 miliardo di euro. Le priorità che la Regione Veneto e il Fondo Sociale con cui hanno declinato il piano regionale sono 4, e sono l'occupazione, l'istruzione e la formazione, l'inclusione sociale e l'occupazione giovanile. Quindi ci sono una serie di misure che, a seconda di queste finalità, vengono via via rese disponibili nel territorio. Per quanto riguarda il secondo finanziamento, parliamo del programma GOL, il famigerato programma GOL iniziato, finanziato e declinato più che iniziato nel 2021, dopo il periodo pandemico, quindi a valere sul PNRR, messo a terra concretamente da metà 2022 e ancora in corso fino a fine 2025. È un finanziamento che prevede non solo una serie di interventi specifici per i lavoratori disoccupati, ma proprio una vera riforma delle politiche attive e dell'organizzazione interna ai centri per l'impiego, ma anche poi a cadere sulla collaborazione con gli enti accreditati, per far sì che ogni persona che arriva e che arriva al centro per l'impiego e che cerca lavoro abbia la migliore e più adatta forma di accompagnamento a seconda della sua occupabilità e della sua spendibilità nel mercato del lavoro locale in cui sta cercando, in cui dichiara di cercare. Quindi, dopo lo vedremo nel dettaglio, è un programma che non solo finanzia, ma anche ha proprio riformato il sistema delle erogazioni delle politiche attive. L'ultimo fondo è il fondo regionale per l'occupazione delle persone
con disabilità. È un fondo che si alimenta dei versamenti delle aziende che hanno dei provvedimenti di esonero parziale degli obblighi di assunzione delle persone con disabilità. È un fondo che finanzia un programma che viene annualmente rivisto, un programma di interventi per le persone iscritte al collocamento mirato, un programma definito dalla Regione Veneto. Esso proprio finanzia delle misure proprio per favorire l'inserimento lavorativo, il mantenimento del posto di lavoro delle persone con disabilità iscritte al collocamento mirato in Veneto. Quindi 3 canali principali in questo momento di finanziamento. Le informazioni concrete sulle politiche attive che questi finanziamenti vanno ad avviare e a finanziare nel tempo è visibile sempre nel nostro sito clicklavoroveneto.it. Dalla home page c'è un menu di navigazione a destra che si chiama informazioni, c'è proprio il link politiche attive e cliccandoci si accede proprio a questa pagina di riassunto dove ogni politica ha un link specifico e poi man mano si aprono le varie schede tecniche e informative. Quindi vi invitiamo ad utilizzarlo perché sicuramente lì potete trovare molte risposte a dubbi, domande e anche proprio informazioni specifiche e operative. Cerchiamo adesso di andare nel dettaglio non di tutte le misure finanziate da questi canali di finanziamento, ma di alcune, quelle in questo momento più importanti e rivolte soprattutto a persone portatrici di vulnerabilità e di fragilità, con cui pensiamo anche voi possiate entrare in contatto, siete in contatto. Partendo dal piano regionale FSE Plus 21-27, questo è un po' il riassunto delle politiche principali che vedono coinvolti i centri per l'impiego per quanto di loro competenza, soprattutto nella iscrizione, nel rilascio della possibilità quindi con l'iscrizione come disoccupati di partecipare a queste politiche, partendo dalla prima e che vedete appunto a sinistra, la Work Experience è una politica che esiste già da qualche anno, è stata rivista e diciamo in questo momento la dicitura è proprio Work Experience, un'esperienza su misura. Prevede un finanziamento per percorsi formativi relativi a uno specifico profilo professionale, in molti casi profili professionali anche molto tecnici e specializzati che le aziende richiedono perché non trovano quella figura professionale nel mercato e quindi gli enti che accreditati partecipano agli sportelli, quindi ai momenti in cui possono presentare progetti per questa specifica politica in regione, gli enti organizzano classi che per molti mesi, circa 6 mesi, seguono percorsi formativi specifici composti sia da lezione in aula che da tirocinio in azienda. Quindi sono percorsi per adulti iscritti ai centri per l'impiego che hanno voglia e hanno necessità di formarsi in specifici ruoli. Solitamente la richiesta del titolo di studio di scuola superiore è abbastanza frequente. Un'altra politica importante da conoscere e anche da pubblicizzare è la possibilità di richiedere il voucher OS, quindi il voucher per avere un aiuto economico nella iscrizione, nel pagamento di un corso per diventare operatore sociosanitario. È possibile farlo dal 2023. Bisogna essere disoccupati nel momento in cui si richiede il voucher e venire quindi al centro per l'impiego. Ovviamente iscriversi al corso OS e poi a fronte della partecipazione di almeno il 90% delle ore del corso si ha la possibilità di essere poi liquidati proprio dall'ente Veneto Lavoro che segue gli avvisi
per una parte cospicua del costo dell'iscrizione al corso OS, che solitamente si aggira intorno ai 1.800-1.900 euro. Qui il voucher regionale prevede la liquidazione di ben 1.500 euro. Quindi è un voucher molto importante, viste anche le necessità del territorio di avere figure formate in questo campo sociosanitario. Altra politica avviata nel 2024 e che adesso avrà una sua continuazione per altri 12 mesi è la politica passi, di cui vi do un approfondimento specifico fra poco. Abbiamo poi un'altra politica specifica per i giovani avviata sempre nel 2023, concretizzata nel 2024 e che si conclude a giugno 2025, Giovani Energie, che va proprio è mirata a giovani anche minori fino ai giovani fino ai 35 anni che hanno bisogno di essere supportati attraverso anche le attività laboratoriali, attività educative per rendersi più protagonisti e prepararsi poi proprio all'ingresso nel mercato del lavoro. Questa politica è stata molto utile finora, ha portato anche buoni risultati di progettazione, quindi è stata rifinanziata la nuova direttiva regionale, si chiama Giovani Energia in Azione. Infine abbiamo il bonus politiche attive, anche di questa politica facciamo un approfondimento fra poco, quindi lo rimando. Ci tenevo a sottolinearvi una politica specifica che non è gestita dai centri per l'impiego e dagli enti accreditati, in particolare, ma viene più gestita dai comuni e dalle unioni di comuni e dalle cooperative sociali accreditate sì ai servizi per il lavoro, che è quella dei lavori di pubblica utilità. Immagino che sappiate di cosa si tratta perché non è il primo anno che viene finanziata. Questa ultima direttiva del 2024 prevede il finanziamento di progetti fino al 2026. Vengono finanziati sia attività di orientamento e di accompagnamento. L'obiettivo è quello di attivare persone con fragilità verso un primo passo verso il lavoro e finanzia una cospicua parte dei costi che un comune dovrebbe e sosterrà, anzi non dovrebbe ma sosterrà, per inserire con contratti a termine di 180 giorni persone appunto i destinatari di questa politica in condizioni di fragilità sociale e che possono svolgere attività utili proprio all'interno del comune. Quindi un'attivazione ma anche un vero e proprio inserimento lavorativo. Per quanto riguarda il bonus politiche attive, andando a fare proprio un focus su questa nuova misura che è prevista col fine di sostenere e accompagnare le persone che si attivano con il centro per l'impiego, con gli enti accreditati nel percorso di politica attiva. Si tratta di una nuova misura che prevede 3 tipologie di bonus e 3 livelli di intensità, ossia di contributo economico. Occorre essere iscritti al centro per l'impiego, occorre soprattutto impegnarsi in un percorso che può essere o di orientamento o di formazione o di accompagnamento verso una vera e propria ricerca attiva del lavoro. Quindi le misure possono essere erogate dal centro per l'impiego o dall'ente accreditato. La richiesta del bonus si fa al centro per l'impiego, quindi come dicevo occorre essere iscritti disoccupati e l'erogazione avverrà poi attraverso una liquidazione dall'INPS. Siamo proprio alle battute iniziali, per cui è una politica completamente nuova che è anche molto sfidante per tutto il sistema dei servizi. Le 3 tipologie, andando abbastanza nella sintesi di questa misura, di questo sostegno,
Il bonus di accesso è un bonus che viene dato erogato per un mese di impegno e di attivazione della persona in azioni di accompagnamento al lavoro con il centro per l'impiego. La seconda tipologia è il bonus di partecipazione nel momento in cui la persona partecipa a un'attività che prevede un'attività formativa erogata da un ente accreditato, può essere erogato per massimo 5 mesi o comunque per la durata del corso di formazione. Il bonus per la ricerca attiva invece viene erogato successivamente alla partecipazione all'attività formativa e può essere erogato per massimo 3 mesi proprio nel momento in cui la persona, dopo un'attività orientativa, dopo un'attività formativa, mette a fuoco il proprio obiettivo professionale, il proprio piano di azione di ricerca con il centro per l'impiego e si attiva concretamente ad eseguire quelle attività concordate per affrontare i vari colloqui di lavoro e mettersi in gioco proprio con le aziende. Quindi sono 3 tipologie di bonus diverse con anche degli importi diversi a seconda che la persona richiedente sia uomo o donna. Viene ovviamente favorita il genere femminile perché si prevede abbia ancora più carichi di cura e quindi si cerca di incentivare la partecipazione al lavoro delle donne. Si cerca di incentivare non solo la donna ma anche altre persone, tutte le persone che hanno carichi di cura, ossia nel nucleo familiare hanno ad esempio una persona minore di 14 anni o un anziano che ha più di 75 anni oppure una persona con disabilità all'interno appunto del proprio nucleo familiare. Anche in questo caso viene dato un bonus più alto a livello di erogazione. Infine, se la persona è essa stessa una persona con disabilità iscritta al collocamento mirato o è una persona con basso reddito e iscritta da più di 12 mesi, quindi una persona con una disoccupazione di lunga durata, oppure è una persona in carico ai servizi sociali del proprio comune o una vittima di violenza, una donna vittima di violenza, anche in questi ultimi casi che vi ho elencato viene erogato un bonus con un'intensità e quindi un livello economico più alto. Il livello è il plus. Quindi si va proprio incontro a ogni limitazione che la persona potrebbe avere e anche a ogni costo che la persona potrebbe avere e che potrebbero impedirgli di essere formata, di attivarsi nella ricerca e quindi di partecipare anche al mercato del lavoro e all'inserimento lavorativo. La politica PASSI, che è la politica sempre finanziata dal Fondo Sociale Europeo, che verrà prorogata con PASSI Plus, prevede invece dei percorsi di attivazione per lo sviluppo sociale e l'inserimento lavorativo, così è proprio stata declinata, e a chi si rivolge? Perché per ogni politica attiva abbiamo bisogno di declinare esattamente i destinatari, le azioni da mettere in campo erogate o dal centro per l'impiego o dall'ente accreditato, i tempi e quindi anche le agevolazioni economiche, i supporti che ci possono essere nella partecipazione. Questa politica è una politica che guarda un po' al mondo del lavoro e un po' al mondo del sociale, ossia cerca di attivare degli interventi attraverso gli enti accreditati che hanno costruito e presentato dei progetti in regione proprio per le persone più in svantaggio sociale attraverso dei mix di interventi, e qui vedete quanti sono elencati tra le attività erogabili, in base alla necessità specifica di quella persona, che può essere un'attività informativa, un'attività di orientamento, dei laboratori di integrazione sociale, dei laboratori di counseling, di coaching, un'educazione all'autonomia, quindi tutte quelle misure che possono in maniera propedeutica aiutare la persona a essere più forte proprio personalmente per poi affrontare e aderire a politiche attive, ad esempio un corso di formazione impegnativo,
un tirocinio, che siano proprio quelle che lo porteranno a un intervento, a un inserimento lavorativo. In alcuni casi nei centri per l'impiego avevamo visto che alcune persone non riuscivano a reggere un corso, non riuscivano a reggere magari anche la quotidianità di un tirocinio, avevano bisogno di azioni appunto anticipatorie per rafforzarsi, e questa è la politica che appunto è stata pensata e durerà per 12 mesi, viene attivata a brevissimo nel Passi Plus. Velocemente vi scorro altre politiche. Il Common Ground è una azione che è stata messa in campo negli ultimi mesi, anche innovativa, per il contrasto allo sfruttamento lavorativo di persone vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo in quanto cittadini extra UE. Nei centri per l'impiego abbiamo cercato di identificare le persone che potevano essere potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, banalmente che non avevano titolo di studio sufficiente, una conoscenza della lingua nulla o scarsa, senza una rete di supporto. Sono tutti esempi di elementi di vulnerabilità che hanno portato i centri per l'impiego a entrare diciamo in contatto con questi destinatari per riuscire a dare delle prime azioni di supporto e in qualche maniera provare a fare delle azioni preventive che potessero evitare per le potenziali vittime proprio di cadere in situazioni di sfruttamento. È un progetto che ha coinvolto anche vittime di sfruttamento lavorativo identificate già in carico a enti del terzo settore, in quanto in carico appunto alla rete antitratta, e da questa prima esperienza avremo la possibilità poi di continuare anche su questo filone di sostegno a persone extra UE. Il secondo canale di finanziamento, e che vi dicevo prima ha portato a una riforma delle politiche e del sistema delle politiche in tutta Italia, ma e anche in Veneto, è il GOL. In cosa ha riformato l'azione dei centri per l'impiego? Nella modalità di accoglienza e di conoscenza delle persone che si iscrivono al centro per l'impiego in quanto disoccupati alla ricerca di lavoro, e quindi nella modalità con cui le persone vengono profilate in base alle loro aspirazioni, caratteristiche, bisogni, territorialità, necessità formative, e identificato il percorso adatto a loro con già previste delle politiche specifiche, degli interventi adeguati alla loro profilazione. Le profilazioni sono 5, quindi sono 5 tipi di percorsi che la persona, a seconda appunto della profilazione, può trovarsi a fare. Se la persona viene profilata nel centro per l'impiego nel GOL 1, la sua distanza e quindi la sua distanza sì dal mercato del lavoro locale sarà bassa, e quindi probabilmente la sua necessità è quella di essere solo accompagnata nella ricerca di un'opportunità lavorativa. Se invece la persona viene profilata con un percorso 2, la necessità è quella di un aggiornamento professionale, quindi gli verrà proposto un corso e un'esperienza formativa breve, qui la decliniamo tra le 40 e le 90 ore, e delle attività di accompagnamento al lavoro. Se invece la persona viene profilata nel percorso GOL 3, la sua necessità è quella di una riqualificazione più importante, quindi di un aggiornamento che diventa proprio un reskilling, e la formazione quindi erogabile sarà una formazione che arriverà fino alle 260 ore, potrebbe anche prevedere un tirocinio, e quindi capite che più la persona si distanzia da quello che sono le richieste del mercato del lavoro, più avrà bisogno, e quindi le politiche erogate saranno specifiche e importanti. Per quanto riguarda il percorso 4, si tratta di percorsi per persone fragili, distanti dal mercato del lavoro, e qui c'è proprio, ci sono stati dei progetti in cui gli enti hanno proprio preso in carico veramente a 360 gradi, anche in collaborazione con i servizi sociali e gli ambiti territoriali sociali, le persone. Il percorso 5 invece riguarda persone
occupate in aziende in crisi che hanno bisogno di una ricollocazione. Questi sono i numeri di quante persone dal metà 2022 in Veneto sono state profilate GOL, quindi beneficiari del programma GOL, 263.693. Solo qualche dato per darvi un'idea: il 58% di queste persone sono donne e il 25% sono stranieri. Capite che quindi anche la politica di cui parlavo prima, il Common Ground, risponde e potrebbe rispondere a parte di questo 25% di stranieri. Ovviamente gli stranieri in Italia e che arrivano al centro per l'impiego non sono tutti potenziali vittime, per fortuna, perché non tutti hanno una bassa conoscenza della lingua italiana, bassa scolarità, anzi. Però tra questi 25% ci può essere appunto una parte anche cospicua di persone che hanno bisogno di rafforzarsi anche nella conoscenza della lingua italiana, nella conoscenza della cultura italiana e nella conoscenza anche del diritto del lavoro in Italia. Circa il 50% delle persone che sono state profilate dai centri per l'impiego ha tra i 30 e i 54 anni. Poi se volete approfondire tutto l'insieme dei dati, sapete che queste infografiche sono disponibili nel sito di Veneto Lavoro, cercando GOL monitoraggio. Ogni mese, questo è il monitoraggio, il report di aprile, ogni mese Veneto Lavoro attraverso l'osservatorio pubblica i dati aggiornati. L'ultimo dato che vi do sul programma GOL è che di quei 263.000 di cui abbiamo letto prima, 223.624, ossia l'85% dei beneficiari, sono beneficiari che hanno degli elementi, sono portatori di vulnerabilità o fragilità. Vuol dire che o sono donne, o sono disoccupati di lunga durata da più di 12 mesi, o sono giovani under 30, o sono senior, persone sopra i 55 anni, o sono persone con disabilità. Queste sono le persone a cui stiamo cercando di dare supporto attraverso le politiche attive regionali e nazionali. Ultimo fondo, il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità. Vi accenno solo le 3 più importanti politiche che abbiamo adesso per le persone con disabilità nel Veneto. La transizione scuola-lavoro per gli studenti con disabilità, quindi è un programma di attività di accompagnamento per gli studenti iscritti a scuola che stanno finendo al 4° o 5° anno della scuola, diciamo in maniera un po' popolana ancora, la scuola superiore, e vengono proprio, possono essere aiutati nell'esperienza di stage. Sapete che negli ultimi anni di scuola c'è l'obbligatorietà di fare un'esperienza di stage, si chiamava alternanza scuola-lavoro, adesso si chiama PCTO, e poi successivamente nella fase della prima ricerca di lavoro. Il voucher rafforzato invece per il lavoro rafforzato è una politica multimisura prevista per gli iscritti disoccupati al centro per l'impiego della legge 68. Il job coaching invece è una misura, lo dice la parola stessa, di coaching, quindi di supporto concreto e di un accompagnamento proprio stretto per le persone già occupate che magari nelle prime fasi di un inserimento possono avere una difficoltà iniziale nell'azienda, o che se non hanno già iniziato il rapporto di lavoro lo stanno proprio per iniziare, l'hanno trovato. Quindi per anche qui bisogni specifici, risposte specifiche con misure specifiche. Grazie, grazie molte Elisa. A me il compito di ricondurre quindi un po' tutta questa serie di informazioni, come avete visto, partendo da rappresentare il sistema che realizza e promuove questo insieme di servizi, e nel mettere a terra dal sistema queste concrete opportunità,
Ricordo che per noi è prezioso questo appuntamento, come altri nel territorio, proprio con tutti gli enti o i professionisti o le realtà che rappresenta il terzo settore, e perché a vari livelli con chi viene rappresentato appunto anche dal forum, per noi è prezioso il contributo in termini non solo di collaborazione nella messa a terra a volte delle iniziative, ma anche nella collaborazione in termini, come diceva Lisa, della divulgazione delle iniziative con la grande platea di persone con cui il terzo settore si relaziona quotidianamente, con cui opera quotidianamente a vari livelli. Ovviamente i livelli di collaborazione possono essere diversi con il terzo settore, ma i nostri uffici, soprattutto gli uffici territoriali e i centri per l'impiego, sanno che sono attori preziosi che non solo favoriscono l'attivazione delle persone ed accompagnano le persone stesse anche verso il mondo del lavoro con una particolare cura e attenzione proprio alla persona e alle sue esigenze, ma che rappresentano poi anche una importante realtà produttiva, per cui molti di questi servizi sono non solo transitati attraverso il terzo settore, ma anche sono stati, come dire, risposta anche alle necessità del terzo settore stesso. E quindi ecco, per noi è davvero prezioso questo momento, ci auguriamo che sia una parte del percorso che stiamo facendo assieme, soprattutto nel territorio. A conclusione, quindi, proprio tenendo conto di come sia importante che chi è assieme a noi impegnato a vario titolo e a vario livello in tematiche che hanno ripercussioni sulla vita delle persone in termini di inserimento lavorativo, sia importante per noi lanciare il messaggio che Veneto Lavoro è ente che cura anche tutta la parte di trasferimento delle principali informazioni per permettere a chi opera o a chi è inserito in collaborazione in questo sistema, anche come fruitore, quindi anche come destinatario, ma anche come attore, con l'ufficio, il nostro Dipartimento dell'Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro, che mette a disposizione, ripeto, a tutto il territorio informazioni ed elaborazioni importanti che forniscono appunto degli elementi utili a capire il contesto nel quale ci inseriamo e danno quindi degli importanti suggerimenti per dopo poi far sì che tutto ciò che in termini di servizio, in termini di politica, in termini di opportunità venga programmato con la maggiore puntualità ed efficacia, che è la cosa che a noi sta particolarmente a cuore, la maggiore efficacia possibile. Queste alcune rappresentazioni di alcuni strumenti messi a disposizione di tutto il Veneto. Prima vedevamo alcune pubblicazioni, alcuni editoriali, qui vediamo uno strumento che è la geografia del lavoro, che è per noi uno strumento di lavoro e anche di divulgazione molto utile sui principali elementi che caratterizzano in modo intuitivo e immediato il contesto in cui siamo inseriti quando parliamo di lavoro e mercato di lavoro veneto. Un ulteriore suggerimento che per noi è strumento di lavoro e di servizio è il nostro portale, quindi invito i partecipanti e comunque chiunque venga in contatto con questo tipo di iniziative a consultare e a utilizzare il nostro sito che è Click Lavoro Veneto, è il sito della Regione del Veneto e di Veneto Lavoro, perché all'interno del sito si troveranno delle sezioni continuamente aggiornate e soprattutto di dettaglio per usufruire
i servizi di cui vi abbiamo parlato per attivare, noi ci teniamo particolarmente a questa parola, per attivare poi le opportunità che avete sentito, ma anche molte altre che in questo momento sono attive nel nostro territorio. Quindi è un vero e proprio portale che è anche ufficio, come diciamo noi, online, perché permette nella sezione soprattutto dedicata ai lavoratori e alle aziende di usufruire dei servizi dei centri per l'impiego anche a distanza, quindi con una possibilità di facilitare l'accesso e di ampliarne l'accesso, almeno questo è quello che noi ci auguriamo. Oltre al sito e nel sito soprattutto avrete e avete la possibilità di prendere visione di molti eventi, novità, approfondimenti come quelli che vi abbiamo poc'anzi descritto e soprattutto gli approfondimenti che per noi sono importanti, che è importante condividere ed aggiornare continuamente al fine di permettere in modo molto immediato a chiunque nel territorio interessi un servizio o una politica di avere le informazioni precise su cosa viene offerto, come possa essere attivato il servizio, la politica o l'opportunità e soprattutto gli esiti anche di quanto è stato o è in corso di realizzazione. Quindi ecco nel sito tutte queste opportunità per favorire, perché è un continuo movimento e un continuo sviluppo di iniziative e favorirne quindi la conoscenza approfondita, invito tutti a prendere visione di una piccola sezione che però per noi è molto importante del sito che si chiama Webinar dei Centri per l'Impiego, che con una programmazione, con un vero e proprio palinsesto mensile, va in onda in un certo senso, ma anche concretamente con esperti dei centri per l'impiego ed operatori dei nostri servizi e che accompagnando le persone, le imprese o anche gli enti del territorio attraverso specifiche edizioni e specifiche iniziative cercano di, ripeto, favorire quello che abbiamo fatto qui con voi oggi, cioè una conoscenza approfondita ma puntuale e periodica delle opportunità che Veneto Lavoro con il sistema del servizio pubblico riesce ad offrire a tutto il territorio. Concludo quindi ringraziandovi perché veramente siete stati, come dire, attenti e partecipanti fino a questo momento che non è una conclusione ma che mi auspico sia una continuazione o un inizio di collaborazione con i nostri uffici a più livelli perché per noi gli ambiti del volontariato, dell'associazionismo, della cooperazione sociale, della solidarietà anche internazionale, dell'innovazione socioambientale, del commercio equo e solidale, cioè di tutte quelle rappresentazioni degli attori che voi rappresentate sono interlocutori ed attori preziosi, ma anche ci auguriamo usufruitori di tutto quanto vi abbiamo oggi avuto modo di illustrare. Rimaniamo a disposizione a livello di sede centrale, ringrazio le colleghe di Veneto Welfare che ci hanno coinvolti in questa importante iniziativa, ringrazio la direzione, ma soprattutto ringrazio voi e il Forum del Terzo Settore che ha come dire, costruito con noi questa proposta. Continueranno ulteriori proposte in questo ciclo di webinar che è promosso e che saranno a cura di Veneto Welfare, quindi dei nostri colleghi, come centri per l'impiego, quindi mi permetto con convinzione di salutarvi e rimandare l'incontro con ognuno di voi nei singoli territori di appartenenza
sapendo che Centro per l'Impiego, servizio pubblico assieme ai servizi accreditati sono punto di riferimento e intendono essere punto di riferimento per tutto ciò che possa facilitare l'occupabilità e l'occupazione del nostro territorio. Ti ringrazio e grazie anche alla redazione che ci ha seguiti con i video e con lo svolgimento dell'incontro, e buona continuazione a tutti voi.